Buonasera e benvenuti. Permettetemi di dare il benvenuto al pubblico in sala e al pubblico a casa, perché abbiamo una vera e propria diretta streaming sulla pagina ufficiale, la pagina Facebook del Teatro Trianon Viviani di Napoli, il teatro della canzone napoletana. È passata già una settimana di fermenti, ma sembra l'altro ieri. Continuano ad arrivare mail per le prossime adesioni alle partecipazioni, ai prossimi provini, e c'è tempo fino al 25 di gennaio, ma ogni informazione la potete trovare su www.teatrotrianonviviani.org o sulla pagina Facebook ufficiale. Bene, benvenuti di nuovo e benvenuti soprattutto ai nostri partecipanti che sono in fermento, sono emozionati, sono emozionatissimi. Il Trianon Viviani è il teatro della canzone napoletana e la missione è proprio questa, quella di stanare, cercare, conservare, rinnovare la grande tradizione della canzone classica napoletana. E come? Proprio attraverso queste serate, proprio attraverso queste sfide, queste gare, proprio attraverso questi nostri mercoledì. E adesso vi spiego tutto. Noi andiamo a stanare, a dare la possibilità degli artisti che non l'hanno avuta, quella di esibirsi su un palcoscenico, di avere rispetto per la grande tradizione che abbiamo avuto in eredità e soprattutto per ottenere alla fine di questo percorso una cosa molto importante che vi vado a dire dopo, non voglio svelarvi subito tutto. Bene, Terra Motus Napolitan Talent, TNT, un talent voluto ed ideato dal nostro vulcanico direttore artistico Marisa Laurito. A questo punto comunque devo fare un rewind della puntata precedente, dello scorso mercoledì. Che cosa succede? Il Teatro Trianon, come già vi ho detto, è il teatro della canzone napoletana. Qui vive una stabile, con una scuderia magnifica di cantanti ed una splendida orchestra diretta magistralmente dal maestro Pino Perris. I cantanti si sfideranno in questo talent per 4 mercoledì al mese, fino al mese di aprile. Poi ci sarà il mese delle finali, che è il mese di maggio. Da ogni puntata uscirà un vincitore. I vincitori si sfideranno nel mese finale. Chi vince entrerà a far parte della stabile della canzone napoletana del Teatro Trianon Viviani di Napoli. E mi sembra proprio una gran cosa. Bene, andiamo avanti. Vi devo spiegare però come, con quale modalità vanno avanti i nostri concorrenti. La modalità è semplice. Ci sono 3 livelli di votazione. Il primo è quello da casa, con il mi piace in diretta dopo l'esibizione, proprio sulla pagina ufficiale Facebook del Trianon. Il secondo è quello dell'applausometro, che si è sempre chiamato così, cioè dell'applauso del pubblico in sala. Ed il terzo è quello della giuria di qualità, di una giuria tecnica che varia ogni sera. La giuria tecnica ha il voto insorvertibile, il voto in assoluto inattaccabile, perché tiene conto non solo di quello che avviene in sala e di quello che avviene a casa, ma tiene conto soprattutto di particolari meramente tecnici, quindi dell'importanza proprio dell'esibizione puramente tecnica. Questa sera abbiamo una giuria che, ripeto, varia ogni sera, ma una giuria che mette ancora di più fermento ai nostri partecipanti. C'è il maestro Bruno Garofalo, il nostro regista, Pino Perris, direttore d'orchestra, Rachele Cimmino, produttrice teatrale e musicale, anima e corpo della Domus Ars e del canto di Virgilio, e c'è un giurato, e un giurato d'eccezione, ma veramente importante, il nostro direttore artistico Marisa Laurito. Ogni puntata avrà un ospite madrina o padrino e gli ospiti ovviamente cambieranno ad ogni puntata, ma questo metodo di giuria e questo metodo di voto ve lo può spiegare meglio la mia compagna di viaggio, ed io so che qualcuno già sta aspettando che io la presenti, e allora la presento subito. Tiziana De Giacomo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Terra Motus anche da parte mia. Grazie. Allora io Che è successo? vedo che almeno stasera indossi una giacca, un pantalone, quindi una Questo mise è un finto complimento, ti un cancello po' da più Facebook elegante, però aspetta, fammi un attimo controllare. Vabbè, dovevi un po', Devo stirarlo. Vabbè, dai, passiamo spiegare, stasera, vuoi ma a prezzo
l'impegno. Ti ringrazio. Attenzione, Potrò peggiorare nel miglioreremo, tempo, dai, potrò peggiorare nel tempo, non ti miglioreremo. preoccupare. Vuoi spiegare per favore al nostro pubblico le modalità esatte di voto? Sì, permettimi però di dire che ci sono i ragazzi lì dietro che sono emozionatissimi, anche perché come hai anticipato tu prima, anche il pubblico da casa, il pubblico in sala, ma io anche tu, siamo contenti di avere con noi stasera la nostra direttrice artistica certo che Marisa siamo Laurito. contenti. No, No, io ma farei noi di però nuovo possiamo un altro dire, applauso. possiamo dire che il nostro direttore ci ha seguito anche via Facebook in Assolutamente, diretta sì, e sì, segue sì. sempre tutto quello che accade in Terramotus Napolitan Talent TNT. Assolutamente. Prego. Beh, le modalità di voto hai già accennato tu. Io andrò più nel dettaglio così saremo appunto un po' più chiari. Allora abbiamo il pubblico da casa, il pubblico in sala e la nostra giuria tecnica. Il pubblico a casa cosa fa? Seguirà e sta già seguendo una diretta Facebook che va in onda sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviani. Lì sulla bacheca verranno pubblicate le immagini dei nostri concorrenti, quindi il pubblico semplicemente sceglierà il suo preferito cliccando mi piace. E questo è chiaro. E questo è spero. chiarissimo. Poi abbiamo invece il pubblico in sala, il gradimento del pubblico invece verrà monitorato ed espresso con l'applauso, ma per l'intensità e non per la durata. E non per la Quindi, durata. l'intensità, la durata può durare pure 2 ore, ma È l'intensità. valutiamo l'intensità. Infatti, alla fine delle esibizioni di tutti i concorrenti, li chiameremo uno alla volta sul palco per prendere appunto il loro applauso che verrà monitorato col cosiddetto applausometro. E poi abbiamo la nostra giuria tecnica che acquisirà in tempo reale tutti i pareri sia del pubblico da casa che del pubblico in sala e ne terrà conto appunto per formulare il giudizio finale che, come hai anticipato tu, è determinante e insindacabile. E a fine serata avremo il nome del vincitore o della vincitrice. Bravo, Spero lo sai, di anche essere questa volta l'hai stata detto bene. molto Me l'hai più spiegato chiara. bene, meno male che me l'hai spiegato te. Ah, meno Bravo. male, tu le patate bollenti come l'altra volta, le basta- lascia agli altri. Bravo, l'hai spiegato bene. E Ti beh, allora piacciono vogliamo le strade cominciare, che facili. dici? Cominciamo subito. Cominciamo subito. Quindi chiamiamo, che dici, il primo concorrente? Sì. È un maschietto, lo vado a prendere. Vado a prendere. Luca Gaeta! Grazie. Buonasera Luca, prego. Elegantissimo Luca, vieni qui che Vieni facciamo qua, 4 vieni. chiacchiere, vieni qui. Luca, ovviamente tutti mi hanno detto ti prego non ci chiedere niente, non ci chiedete niente, fateci cantare, però una cosa te la devo chiedere perché me l'hai raccontata. C'è un ricordo tenero riguardo a questo tuo inizio, a questo tuo mestiere, Sì. Perché tu soprattutto sei un attore, Sì, nascerei come attore. però la passione per il canto È arrivata in un secondo momento, perché per puro caso ero da mia nonna e semplicemente lei canticchiava canzoni napoletane e la seguivo, perché poi piano piano le ho imparate e seguendola un giorno mamma torna a prendermi da casa di nonna e nonna dice vicino a mamma, sai che canta bene? Mia mamma la prende, ah sì, ok, la prende un po' così. Un anno dopo faccio uno spettacolo dove canto, io non avevo mai cantato, Ma hai studiato? mai studiato, e mia mamma mi ascolta, rimane affascinata, per fortuna, forse perché sono il figlio, e mi dice, se tu continui a studiare anche teatro, io ti pago la scuola di canto. vedi? E allora ho seguito entrambe le strade, il canto bazzicando un po', il teatro costantemente e sto cercando di unire le due cose in un'arte sola. Che poi Bene. Gennaro io credo che un bravo attore debba anche cantare. Assolutamente, poi Minimo, un bravo anche se attore magari napoletano non è, deve per sì. DNA anche saper cantare. Io ti faccio il mio in bocca al lupo e ti lascio con Tiziana. Di Modugno e Gigli, tu sei una cosa grande. Luca Gaeta. Grazie.
si pure tu ti senti morire, non mi dici e non mi fai capire, ma perché? Che tu stessa non sai una cosa che non hai già avuto mai, non bene così, così grande, così grande, così grande. Grazie Luca, ci vediamo dopo, grazie. Grazie mille. Tiziana, Arrivo. io direi di procedere senza, Sì, andiamo senza direttamente intoppi e senza fermarci col secondo secondo concorrente. concorrente. La chiamo subito? Chiamala subito. Rivado di nuovo in quinta. Valentina De Angelis, prego Valentina. Ecco Valentina, vieni Valentina. Vieni che facciamo due chiacchiere. Buonasera a tutti. E so che già stai tremando perché mi hai abbiamo. detto non mi chiedere niente perché io qualsiasi cosa mi metto a ridere, è vero? Ma ridi proprio. Cioè se ti chiedo delle cose ridi. Scusatemi, c'è l'asta qui. Quindi vuoi andate subito un po' più in là. cantare. Cioè tu ti metti a ridere, vedi che ride davvero. Ma ridi proprio che non ti fermi più. Cioè più ti chiedo cose più ridi. No, mi fermo. Allora vuoi cantare? Ti lasciamo cantare? Sei più tranquilla se canti. Lasciale stare Vabbè, le nostre io concorrenti. non le chiedo niente, però è bello quando ride. Sì, certo. Quando Sempre ride bello è sempre ridere. bello. Allora ti lascio con Tiziana e non ti chiedo niente, promesso. Ti chiedo qualcosa dopo in quinta. Prego Valentina, prendi pure il centro. Di Sal da Vinci, Stella mia, Valentina De Angelis. Non mi pare vero, amore, non ci credo. Sto freddo avanzo per e non se ne va. A stringermi sti mani, ma verità. Sti parole in posto, ma vanno imbrogliare. Se amore che stai a sapere, non te ne paia, stella mia, fammi luce passa la stanma mia, a così ti può soltanto Dio, fammi trovare. Fammi provare un po' che bene che st'amore non lo fa tagliare. La scuola da sta faccia non mi fa guardare. La bocca non dice niente, il cuore sa già. Se amore, amore vero, che stai a sapere, non te ne paia, stella mia,
a così dopo vedere soltanto Dio. Fammi provare, un po' che bene che st'amore non lo fa cagnare. A così ci può salvare soltanto Dio. Fammi provare, un po' che bene che st'amore non lo fa Valentina, grazie Valentina. Brava. Ci vediamo più tardi, grazie, A dopo. grazie. Noi intanto Il livello dei procediamo. concorrenti è alto anche Sì, stasera. anche stasera sarà difficilissimo. Difficile. Procediamo Io vado pure. subito avanti con la terza concorrente. La vado a chiamare Federica Raimo. Tutti, Vieni. buonasera. Vieni che facciamo due chiacchiere intanto che i nostri tecnici sistemano il palco, perché tu Sì. sei accompagnata. Sì, da un grandissimo maestro che voglio ringraziare, Guido della Gatta. Guido della Gatta che è qui. Eccolo che si posiziona. Grazie Un maestro. applauso a lui, Stasera. veramente stasera mi ha onorata, grazie. Che posto occupa la musica nella tua vita? Sicuramente è un posto importante perché sono cresciuta con la musica e quindi vivo di musica. Vivi di musica? Sì, tutti i giorni, dalla doccia a tutto. Quindi fai le qualsiasi prove cosa. sotto la doccia? Anche, mentre che mi la doccia preparo, pratica- insomma, E sempre. invece di parlare canta. Canta. E invece di parlare canta. Sì. Bene, allora io ti lascio con Tiziana e Sì. noi procediamo. Ok, grazie. Di Maurizio Morante, ma come fai? Federica Raimo. La colpa è sulla mia, che non capisco più perché ti sto vicino. Si pure tieno cuore, rindacchino cuore tu, non fai trasi a nessuno. Non sai come fai. Ti voglio bene, si parla di stai zitto, ma carezza che anni e ride, solo quando ti conviene, e non ti importa niente, perché tu sia così. Risecchiante fino a me fa morire. La colpa è sulla mia, che non capisco perché resta, perché non mi abbandona. O sai che non mi basta, perché sai che non è chi sta. Vuole bene, non so come fai, siccome non mariona, che scusa mi abbracciata a ruopesce e te nascondo per paura che io volo, ma pure si potesse
basta su cielo scendendo di ricessa io senza te non volo. Non so come fai, siccome un mariola, che scusa mi ha abbracciata, rovesce le te nascondo, per paura che io volo, ma pure si potesse, non mi bastasse cielo, scendendo di ricessa, io senza te non volo, io senza te non volo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie Brava Federica, anche ci vediamo Federica. più tardi. Intanto i nostri tecnici, facciamo un applauso a tutto il Teatro Trianon, a tutti i tecnici che I nostri assistenti. ci supportano e ci sopportano. Assolutamente. E intanto quella è la possiamo prima cosa. tranquillamente chiamare l'altro concorrente, Subito, l'altro andiamo cantante. al quarto Sì. concorrente, lo vado a prendere, Antonio De Rosa. Applauso anche per Antonio. Vieni Antonio, vieni. Vieni, Che prima facciamo con due noi. chiacchiere. Le Facciamo vuoi fare prima- qui? Le vuoi fare all'asta? Facciamole No, all'asta, dai. dall'asta, ok. Facciamole all'asta. Antonio, tu mi hai raccontato un particolare curioso di quando eri bambino. Hai detto questa passione per lo studio della musica è cominciata quando? Diciamo che la musica classica, la musica lirica è sempre stata una mia passione. C'è questo curioso caso di me che a 12 anni cerco di cantare imitando un brano va pensiero, e c'è anche un video messo per scherzo su YouTube di me a 12 anni che cerco di imitare queste grandi voci. insomma. Adesso ci hai messo curiosità, Infatti, sicuramente dopo dopo lo vado a andremo vedere. a cercare questo video. Intanto ti lascio cantare e la nostra Tiziana annuncerà la tua canzone. Di Giacomo Tosi, Mare Chiaro, Antonio De Rosa. Quando spunta la luna a mare chiara, pure i pesci ci fanno l'amore. Si ravotano l'onda dell'umore per la priezza cambiano colore. Quando spunta la luna a mare chiara, a mare chiara non c'è la passione vince tuzzulena, nu garofana d'ora, in una testa passa l'acqua per sotto e murmulea, a mare chiaro non c'è sta una finestra. Mare chiara, c'è sta una finestra. Chi dice che le stelle sono lucente non sa per sto occhio che tu tieni in fronte. Sti due stelle e sa
schiacci sulla mente, in tal cuore ne tengo li ponta. Chi dice che le stelle sono lucente. Scetata caroni, l'aria è dolce, quando mai tanto tempo ha già aspettata, per accompagnare lo suono con la voce, stasera una chitarra già portata. Scetata caroni, l'aria è dolce. Antonio De Rosa. Antonio, ci vediamo dopo, grazie. A dopo. È il momento di un altro concorrente. Sì, andiamo spediti, è il momento, lo vado a prendere. Giovanni Conelli. Prego, Ecco Giovanni, benvenuto Giovanni. Con calma, Giovanni, innanzitutto prego. complimenti perché vedo che abbiamo Sì. lo stesso Sì, una stylist, mia- quindi già questo a me mi tranquillizza. Mi raccomando, non ti presentare però senza scarpe. la No, prossima no, vabbè, volta. no, è lui per... Non offendere te perché le tue scarpe sono... Le mie scarpe Non sono a livello. Le tue scarpe sono... No, dillo. Su. Come sono? Bravo, bravo. Meraviglioso. Giovanni, prima abbiamo fatto 4 chiacchiere di là e mi hai detto che per te la musica è soprattutto contaminazione, ma la contaminazione è anche confronto, ne stavamo parlando, quindi Sì, dove va la certo. tua ricerca? Io in realtà sono un cantautore, scrivo canzoni e arrangio, produco musica elettronica. Durante il lockdown, vedendo Napoli vuota, il centro storico completamente desolato, ho deciso di prendere delle canzoni che amo e di farle mie, con molta umiltà. Quindi ho pubblicato questo piccolo lavoro, si chiama Elettronicamente Napoli. E niente, sono degli arrangiamenti di musica elettronica di alcuni pezzi napoletani che amo. Stasera ne canterò uno di un maestro della contaminazione. Perfetto, allora non diciamo subito il titolo, lo dirà Tiziana, io Assolutamente. intanto ti lascio contaminare questo palcoscenico. Allora, di Enzo Avitabile, Mano in Mano, Giovanni Conelli. Una stella guarda moon e tinto moon si perde e chi è tempeste notte mara advente la confonde panna arrugginisce cannu nevero deserto sabbia Vesudia mano in mano in da sto fredda che fa o vento che viene o vento che va mano in mano sotto un cielo azzurro, o mondo per sempre, o niente mai più. Conosce oscura, non può capire la luce, nessuno sa panata, ognuno è sola. E chi non conosce oscura, no, che non può capire la luce, ognuno sa panata, nessuno è sola. E chi non conosce oscura, non può capire la luce. Se lo guardo mondo e dentro il mondo si perde e chiede l'argento ghiacciato vento e la confonde panna arrugginisce catene e valigie con spava
e paura da ieri, mano in mano, rinda su freddo che fa, o vento che viene, o vento che va, mano in mano, sotto un cielo azzurro, o vento per sempre, o vento mai più, mano in mano, rinda su freddo che fa, o vento che viene, o vento che va, mano in mano, sotto un cielo azzurro, o vento per sempre, o vento mai più, mano in mano, rinda sto freddo che fa, o vento che viene, o vento che va, mano in mano, sotto un cielo azzurro, o vento per sempre, o vento mai più. 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 Grazie. Giovanni, grazie, ci vediamo dopo. Ciao, Giovanni. E siamo giunti al sesto concorrente, al Sì, sesto partecipante. L'ultimo in gara è una femminuccia, vado a prendere. Vai a prenderla. Francesca Morgante. Ciao Prego, Francesca, vieni. Francesca, il tuo brano in qualche modo ha una frase che dice una cosa particolare, che è diventata quasi lessico comune, soprattutto a Napoli nella vita di tutti i giorni. Tu hai scelto questo pezzo, mi hai detto, perché a parte il testo apparentemente può sembrare un qualcosa di triste, ma per me invece è una storia d'amore che va a finire bene. Sì, Me lo esatto. spieghi perché? Allora, innanzitutto l'ho scelto perché, come sappiamo, è un brano del 1922 che racconta molto bene, proprio in 3 atti, perché appunto le 3 storie, come nella canzone classica succede spesso e così, una storia d'amore nella quale non tutte e 2 le persone coinvolte seminano allo stesso modo, tant'è che il protagonista dice fa bene scorda e si fa male pensa, proprio perché tutto il bene che viene messo molto spesso nelle proprie semine rimanga e che si possa rinascere. Questo per me è il senso, quindi al di là del dolore che ci sia sempre un germoglio di rinascita, perché il valore del dolore secondo me è contenuto in questo pezzo, perciò mi piace tanto. E anche a noi ci piace questo concetto, Infatti, anche perché sono- abbiamo bisogno di Ascoltiamo. rinascita. Ci vediamo dopo. Grazie. Di E a Mario, canzone appassionata. Francesca Morgante. Un'albero piccerilla c'è chiantata, crescendo la cuppene con sudore, la ventagata già me l'ha spazzata, e tutte fronne cagnano colore, carote, soccia e frutta e tutto quanta, erano rosse e si sono fatte amare, ma cuore dice giovinotta amanda, e cosa amare tiene la più cara, e amare come sì, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era come canaria innamorata, sto cuore che canta i mattini e sera, scende da righe non può sta asciugata, e mo canta manca a primavera, chi voglia bene non mi fa felice, forse sta in cielo destinata e scritta, ma penso che hanno detto antica rice, non sai come hanno ancora in me, sto zitta, e ma sto zitta, sì, ti voglio bene, tu mi fai morire. Chiagni e pamore caro pianta mia, tinta sta desto, pianta sta racquando, schioppa una
te chiami Ciamanna, la dico rosa mia tu mi perdona, se tu scarpe sarà senza coscienza, c'è stanno ditte che mi ha ragione, fa bene scorda e sti fai male, pensa c'è buono, sì, ti voglio bene e tu mi fai morire, io ti voglio bene e tu mi fai Francesca Morgante. Francesca, ci vediamo tra pochissimo, proprio, te lo prometto. Vai, Bene, Francesca. adesso è il momento vostro, questo è un lavoro di squadra, Sì. è il momento dell'applausometro. Che cosa succede? Noi chiameremo i cantanti e anche l'esibizione è stata scelta con un sorteggio. Chiameremo i cantanti nell'ordine di esibizione e porteremo i cantanti al centro e insieme, collaborando, faremo partire l'applauso cantante per cantante. Ci siamo? Siete pronti? Lo possiamo fare insieme? Avete le mani riscaldate? Perfetto, e allora lo facciamo. Partiamo con il primo. Primo concorrente, Luca Gaeta. Prego, Luca. Vieni Luca. Luca va al centro e quando io dico applauso, voi applaudite. Applauso. Grazie, Luca. Ci mettiamo lì Luca, grazie. Sì, Procediamo vieni. con Procediamo con Valentina De Angelis. Valentina. Abbiamo provato, quindi siamo bravissimi. Applauso. Grazie Valentina. Procediamo con... Fanno dei gesti, ci dicono qualcosa. Federica, giusto? Un attimo Dov'è? solo che Dov'è? forse abbiamo... Arriva. Eccoci qui, Abbiamo sì. anche dei Eccoci qui. camerini, giustamente, per Che ha i rifacillarci. capelli così grandi che si incastra nelle quinte. Eccola. Eccola qui, Federica Raimo. Aspettiamo, ormai siamo una squadra, Federica. Abbiamo provato, abbiamo fatto un mese di prova per fare sta cosa. Applauso. Lei vuole Grazie scappare. Federica. Prego. Allora, quarto concorrente, Antonio De Rosa. Antonio. Grazie Antonio. Applauso. Grazie Antonio. Antonio. Proseguo con Giovanni Conelli. Applauso. Grazie Giovanni. Ed ora Francesca Morgante. Qui Francesca, grazie. Applauso. Grazie Francesca. Ed ecco. 6 proposte diverse, 6 proposte particolari degli artisti che hanno partecipato a questa seconda puntata del Terramotos Napolitan Talent TNT e io farei un ultimo grande applauso. Bravi ragazzi. Grazie. Ci vediamo tra un po' per svelare il nome del vincitore. Grazie, grazie. Adesso è un momento particolare. Eh sì, Gennaro, è il momento di chiamare qui sul palco il nostro padrino. Ospite padrino. Eh sì, ah. e devi sapere che lui è un tenore internazionale. Ha vinto il premio Caruso, poi ha partecipato a tantissime opere, concerti in tutto il mondo e lui è definito una delle voci più limpide e potenti del panorama italiano lirico e non a caso
tu lo dovresti forse sapere, fa parte dello spettacolo Adagio napoletano che viene proprio rappresentato qui nel nostro Teatro Trianon. Beh, allora non sono io, adesso sono curioso di sapere Sei chi è. curioso, ma la sua storia ce la completerà lui. Francesco Malapena! Buonasera, Buonasera, a tutti. Buonasera, Quante Francesco. feste avete detto? No, abbiamo detto tutte verità. Tutte verità che ora ci spiegherai tu meglio. Come dicevo a Gennaro, tu fai parte della punta di diamante del teatro Trianon, Adagio napoletano, uno spettacolo bellissimo. È meraviglioso, che è un'idea sempre del grande maestro Bruno Garofalo. È una chicca presa da uno spettacolo magistrale che è il Grande Novecento napoletano, dove io da piccolo ho sempre amato. Beh sì, noi ci siamo anche incontrati in qualche fortunata Esatto. edizione, come no? E quando mi avete chiamato per fare quella esibizione che era Qualche tempo fa. Qualche tempo fa. È stato per me un onore bellissimo conoscere anche Bruno e questo spettacolo poi che sta andando avanti con strepitoso successo. Sono onorato di farlo e di continuare a farlo. Francesco, raccontami una curiosità. Tu nasci come musicista? No, io nasco. No, questo è un dato di fatto. Poi. Mio nonno, la buonanima di mio nonno, mi metteva sulle sue gambe, avevo 2 anni, 3 anni. I nonni. I nonni, sì. Facevano. Ma quando nasci in una famiglia di musicisti, cantanti e altro, purtroppo ti viene la passione. Per fortuna, altro che purtroppo, per fortuna. Dipende. Dipende. E la prima canzone che mi ha insegnato, cioè avevo giusto 3 anni e mezzo, 4, è stata Totò nei Guagliarella. Pensa a te. Quindi cantarla a 4 anni su un palcoscenico, sai quando si facevano con la scuola le recite a Natale, scolastiche di fine anno, e abbiamo fatto uno spettacolo proprio canoro dove io cantavo sia mamma, che me l'ha insegnata mia madre, e Totò nei Guagliarella. Però io so stasera che tu ci fai un regalo ai nostri concorrenti, Ci e fai un provo. regalo a tutto il che pubblico. provi? Devi. No, ce lo fai. Non sveliamo cos'è, noi ci possiamo mettere buoni qui Ok, ad ascoltarti. sorpresa. Va bene, Ti prometto che non do fastidio. Possiamo restare, infatti. cioè, no? dovete Abbiamo- restare, siete da cornice. Francesco Malapena. Che mi dice sti parola amara, perché ma parli ora, ma tormenta Catarina, non te scordar, che t'ha girato ora Catarina, non te scordar. Catarina, che appena dicere, stu parla che m'ha da sposa, ma tu non hai sapienza, stu dolore mio, tu non sapienza, non te ne e pigliò
Meraviglioso Francesco Malapena. Io mi emoziono ogni volta che ti ascolto, anche in Adagio Napoletano. Grazie. Io ti ho ascoltato. Anche io, non mi guardare male, mi emoziono anch'io. Perché... Mi emoziono anch'io. Ma guarda che sei un cantante emozionato, emoziona. Questo è un motto che mi porto da quando ero piccolo. Quindi. Sì, Intanto la giuria sta lavorando, sta raccogliendo infatti i dati vedevo e la poi nostra toccherà a te assistente. a annunciare il Essere vincitore. giudicato. No, annunciare il vincitore. Mi racconti quella tu particolarità di quando eri piccolino? Stavi giocando a pallone? Sì. E che cosa è successo riguardo la tua voce? Piccolino. No, avevo comunque... diciamo che io nella lirica mi sono portato in tarda età. Cioè tarda età. Avevo al 2002. Stavo giocando a calcio, ma giù nel cortile così, quando a un certo momento vengo chiamato da mio padre con un insegnante di violino, perché io sono violinista. A un certo punto fa: Francesco, sali sopra. Anzi, esattamente, Oici, sali sopra, Ciccio, sali sopra. Dice: che devo fare? Sali che devi fare una cosa importante. Vabbè, vado sopra, dice: canta qualcosa al telefono. Dice: come canta qualcosa al telefono? Sì, c'era questo insegnante che aveva chiamato un insegnante di canto, dice: senti questo ragazzo. E poi il telefono era quello... Sì, ancora la vecchia cornetta con i tasti col disco. Esatto, al disco. E che canto? Che cosa? Non canto, canta qualcosa, quello che ti pare. E io accennaio sole mio. Non l'avessi mai fatto. L'insegnante fa vicino alla buonare, il maestro Carlo, non mi ricordo il cognome, è emozionato. Portalo domani mattina a casa che gli devo fare un'audizione. Questo ragazzo c'ha una voce straordinaria. Non so come se ne è accorto per telefono, però comunque così è successo. Sono andato,
ma ha ascoltato e da lì è nata la passione della lirica. Beh, oggi si fanno i self-tape, tu hai fatto il primo provino a Infatti. telefono. non lo possiamo dire. Era il self-tape dell'epoca. Intanto vado a prendere la Sì, busta perché segreta. credo che siamo già Eccola. pronti con i risultati. Tu Eccoci sicuramente hai qua. il tuo preferito. Allora, Francesco, questa... Io li ho ascoltati tutti, Li devo dire la ascoltati verità. tutti. Sono Ero tutti dietro bravi. le quinte, sì. Difficile, anche stasera mi sa, infatti. La busta c'è Beh, tocca a ed te. è calda. Certo che approcciarsi su un palcoscenico e cantare quando si ha una certa età giovanile Sì. è sempre Emozione. un'emozione, no, è un impatto abbastanza, diciamo, critico, tra virgolette, però è una grande crescita. Assolutamente dal Anche risultato. questo fa crescere tanto gli artisti. E sai quanti ci vediamo, le faremo sapere. Voglia. Ancora oggi. Vai. Vado. Vai. C'è la musichetta? No. Tipo, no. Dan, Vai. dan, 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 dan. Dico è una donna. Ah, ok. Già, Andiamo per ragazzi, esclusione. È già, maschietti. è già, una cosa è così. una donna. Già una. Federica Raimo. Federica Raimo. Vieni, Federica. C'è? Perché che lei scappa, dovete sapere. Complimenti, Te la regalo. Federica. E a questo punto chiamiamo anche tutti i nostri amici, Assolutamente. tutti Ragazzi, venite. i nostri concorrenti che vengono a prendersi l'applauso perché stasera è stata ancora più difficile, Sì, siete sempre tutti più bravissimi. difficile. Eccoli qua, venite avanti, venite a prendervi il vostro applauso. Prego ragazzi, vai. Federica, il maestro che hai fatto? L'hai chiuso in camerino, non l'hai fatto uscire? infatti È andato dove era via, andato? non vuole responsabilità, va bene, lo ringraziamo. Intanto, grazie a tutti, grazie di cuore a tutti. No, lei soprattutto forse per... sta ringraziando anche il maestro, Sì, che è andato il via, è chitarrista. proprio andato via, È ha andato cambiato via. Ah, no, nome e sta si è lì, nel cancellato dai pubblico. social, ormai è andato via. È nel È pubblico. andato via per Tra sempre. l'altro è un carissimo amico mio. Ah, Abbiamo quindi. collaborato anche insieme. Ma d'altronde poi anche noi tra di noi ci conosciamo, chi più, chi No, ma meno. io non ti conoscevo. Non ho capito? Io non ti conosco. Ma non è vero che non Anche mi il maestro conoscevi, che- non è vero. che divide con te questa vittoria. Bene, allora noi ci vediamo il prossimo mercoledì 26 gennaio con la terza puntata del nostro talent, Terramotus Napolitan Talent, TNT, il talent più esplosivo che c'è. Ringraziamo tutto il Teatro Trianon Viviani, ringraziamo il pubblico in sala, il pubblico da casa, la giuria di qualità, la giuria tecnica e il nostro direttore artistico Marisa Laurito che è stata con noi questa sera. Grazie a tutti. Seguiteci sulla pagina fan del Teatro Trianon. A mercoledì.